Totò Schillaci, la tua scomparsa rattrista perché va via con il campione un uomo semplice ma straordinario. Ti ricordiamo quando ad Agrigento sei arrivato per presentare il tuo libro Il gol è tutto, in cui scrivi tra l'altro: io sono di Palermo ma non sono un malavitoso, perché tu eri, caro Totò, e sei rimasto semplicemente quell'uomo che oggi l'Italia sportiva, tutta l'Italia piange. Orgoglioso di essere palermitano, lo eri e noi tutti siamo orgogliosi di averti conosciuto. Sulla copertina del libro si legge ancora: la vita è istinto, il calcio ossessione, l'azzurro un sogno. Ciao Totò. Schillaci, averti davanti e parlarti è ancora un'emozione nel ricordo delle notti magiche, e già nel titolo del libro si parla della tua storia calcistica, perché proprio con un gol hai scatenato l'Italia. Non soltanto calcistica, ma parla anche della mia vita privata. Un ragazzo che cresce in un quartiere che ha questa grande passione del calcio, che insegue da piccolo, nonostante le difficoltà che incontra vivendo in un quartiere povero, superando tanti ostacoli, riesce a ottenere quel sogno che ha da piccolo, quindi non soltanto da calcio, ma parla di tante cose. Parla anche del sogno azzurro che tu hai vissuto alla grande. Ho vissuto da piccolo sperando che un giorno di vedere una partita, e invece mi ritrovo in campo dopo 8 anni. Quindi è un libro che racconta certi episodi veramente che si coincidono nella vita, quindi inaspettata, perché io da piccolo volevo fare il calciatore, ma non arrivare a certi traguardi. Un messaggio ai giovani. Messaggio ai giovani do sempre, il libro ne parla molto perché è un libro molto costruttivo, soprattutto per i ragazzi, parla dei sacrifici, parla dell'umiltà, perché l'umiltà è quella che ti fa andare avanti, che nel calcio bisogna crederci, lavorare, rispettare delle regole, perché ci sono delle regole nel calcio. Ringrazio naturalmente Unipol SAI di Vincenzo Ucillari, la carrozzeria Turone, che ha partecipato a questo evento importante. È una parentesi locale, hai avuto modo di vedere l'Acragas in campo? No, l'ho vista l'anno scorso una partita che lottava per retrocedere. Io mi ricordo l'Acragas ai tempi del Messina. Ci ho giocato contro ed era sempre una squadra ostile e difficile da battere, ai tempi di Catalano, poi Catalano è venuto a Messina. Io credo che Agrigento sia una grande piazza, bisogna che torni l'entusiasmo e che ci siano buoni investitori che possano far ritornare la Cacassi dove insomma tutti i tifosi sognano.